Con l'approssimarsi delle Fiere del Rosario non poteva mancare anche la presentazione delle due manifestazioni storiche che coinvolgono il territorio a margine del fine settimana passato tra giostre, bancarelle e la campionaria. Sono infatti in programma per il 7-8 ottobre la 12ª edizione di San Don Fumetto e la 28ª edizione della Festa de Apoenta Bianca e quest'ultima nella giornata di domenica organizzata dalla Proloco con il coinvolgimento delle frazioni sandonatesi per far conoscere e apprezzare l'antica farina della polenta biancoperla. Sì, diciamo che 28 anni fa era stata lasciata in dimenticatoio e noi l'abbiamo riesumata e abbiamo fatto sì che la polenta venisse riportata in tutti i ristoratori, in tutti i ristoranti del nostro territorio. Quindi quest'anno abbiamo lanciato il Polenta Tour, che è una cosa nuova e coinvolge anche un po' i ristoratori del territorio. Loro metteranno all'entrata del loro ristorante un adesivo con il logo della Proloco dove ci sarà scritto che aderiscono al Polenta Tour e quindi il cliente può chiedere una pietanza a base di polenta, poi sarà il ristoratore a destinare cosa vuole proporre a base di polenta. Nella giornata non mancheranno in Piazza Indipendenza gli stand delle frazioni e il palio delle carriole, mentre dall'altra parte del centro l'energia e l'allegria contagiosa di migliaia di gamer, cosplayer e appassionati di manga invaderanno l'area degli ex Capannoni Teso per San Don Fumetto, una manifestazione che cresce di anno in anno attirando visitatori ed espositori da tutta Italia. Sì, il nostro obiettivo è precisamente questo, noi lo vogliamo far crescere perché c'è la possibilità di diventare fra le prime 2 o 3 fiere più importanti d'Italia, naturalmente sempre dopo Lucca che è l'eccezione. Anche quest'anno avremo diversi ospiti del panorama del mondo del fumetto, dell'animazione, doppiatori e un ospite particolarmente speciale, Giovanni Mucciaccia, il presentatore del famoso programma Rai Art Attack, che sarà con noi sabato e ci proporrà uno spettacolo speciale. Per quanto riguarda la giornata di domenica ci sarà un panel dedicato ai 50 anni di Lady Oscar e tra gli ospiti ci sarà anche Cinzia De Carolis, la voce originale di Lady Oscar. Quindi mi raccomando non mancate. Domenica sera la fiera chiude alle 7, ma a partire dalle 8:30 ci sarà un evento collaterale conclusivo della fiera presso la Tana del Luppolo a San Donà di Piave con il concerto della Mente di Tetsuya.